Visita ieri dell'assessore ai beni culturali della regione siciliana Vittorio Sgalbi a Racalmuto per rendere omaggio allo scrittore Leonardo Sciascia e per visitare i luoghi più importanti della strada degli scrittori. Sgarbi è stato accompagnato dagli assessori regionali alle attività produttive Mimmo Turano, a quello della famiglia Mariella Ippolito, a quello del turismo Pappalardo e dal giornalista Felice Cavallaro. La visita a Racalmuto ha visto 3 tappe diverse, la prima della quale la visita alla miniera di sale di proprietà dell'Italcali, dove un dirigente ha spiegato le tecniche di estrazione del sale all'interno della struttura, facendo anche vedere una prova pratica con la fresa accesa e il carico nel camion, uno spettacolo certamente interessante per i tanti presenti, insolito da vedere. Successivamente alla miniera Sgarbi e i suoi colleghi hanno deposto una corona di fiori sulla tomba dello scrittore con una dedica recitando al termine anche un Padre Nostro. La visita è poi continuata presso la sede della Fondazione alla presenza di un qualificato parterre che ha sentito l'assessore Sgarbi sulle prospettive culturali e turistiche dell'area in vista delle celebrazioni per i 2600 anni della Fondazione di Agrigento 2020 e della candidatura della città a capitale della cultura. Sgarbi ha dichiarato altresì come si stia lavorando a un sistema che sia capace di incrementare l'interesse dei viaggiatori, a cominciare dalle scuole, club service, alle associazioni religiose che sono desiderosi di scoprire pagine di letteratura. Ringrazio a nome degli amici assessori l'accoglienza che è stata fatta pensando a questa mia visita, che era del tutto diversa nel suo spirito, ma in cui trova la parte più positiva, la parte più euforica, la parte più produttiva, che questo luogo deve essere conosciuto nella Sicilia e nel mondo. Così ho immaginato con l'amico Pappalardo di fare uno spettacolo teatrale dove c'è la raffineria, dove 200 invitati che vanno al Presidente della Repubblica, che è siciliano, al Presidente della Regione, agli uomini della distribuzione, agli uomini dell'industria, della valle, a chi vogliamo invitare, assistano a un'idea non negativa ma positiva, produttiva, festosa come il suo direttore di questo luogo, che è sempre descritto come luogo di pena, di fatica, di sofferenza, che invece è luogo di euforia e di produttività. E allora un attore, Elsica pensavo, ci racconta com'è stata la vita nelle miniere e come lo è oggi con le macchine che funzionano nel modo mirabile che abbiamo visto con l'amico Turano e con gli altri assessori, e contemporaneamente far diventare questo un luogo conosciuto nella memoria, perché sia anche un museo o un luogo da visitare, questo quello di Petralia Soprana, perché è bello vederlo e quindi è turismo, beni culturali, letteratura, il nome di Sciascia che benedice Racalmuto, insomma che sia una giornata in cui si lancia davanti al mondo l'immagine positiva di questa miniera che, per quello che racconta il suo direttore, lui stesso potrà introdurre in 5 o 6 minuti la sua felicità di vita di suo padre, sua e di suo figlio, per essere nella passione e nella vita di questa miniera. E poi credo che è stato per noi un'esperienza importante, ho visto le emozioni anche in animi così generalmente distaccati come Turano, che si è emozionato, il nostro assessore tra l'altro di Milena, e Pappalardo che è l'uomo del turismo. Preoccupato per il finanziamento. Sì, ma anche, no, neanche tanto, perché è l'uomo che deve far conoscere i luoghi, ha una responsabilità anche superiore alla mia rispetto non alla tutela ma alla conoscenza. Il 2018 è l'anno Palermo capitale italiana della cultura, qualunque luogo di Sicilia che si animi mostrando quanto bene c'è in Sicilia è utile per la Sicilia e per il mondo, per cui lavorando insieme con Pappalardo faremo alcune cose importanti e potremo inserire nella festa di capitale italiana della cultura Palermo anche un'escursione a Racalmuto, che comunque è la patria del più grande scrittore del Novecento insieme a Tomasi di Lampedusa, per Milena, per fare questa operazione di lancio della felicità, dell'euforia, della bellezza contro la criminalità, il male, la malattia, la morte e anche la sofferenza.